Siamo qua a Chioggia di fronte alla torre di Santa Maria al cospetto del grande ufficiale Giorgio Aldrighetti. Mi dica, è tanto antica questa torre? Sì, allora abbiamo la certezza che esisteva già all'inizio del 1300, perché lo storico Daniele Chinazzo, che ha assistito ed era il reporter di guerra durante la famosa guerra di Chioggia, che si è sviluppata dal 1377 al 1380, nei suoi scritti, nei suoi diari, parla anche che è nella Chiosa Granda, vicino alla torre di Santa Maria. Per l'esatta origine di questa costruzione invece sappiamo e abbiamo fondata certezza da documenti archivistici che esistesse già o fosse costruita, edificata ai tempi del podestà nobiluomo Giovanni Soranzo, e siamo proprio all'inizio del 1300. E per quanto riguarda il leone marciano che c'è davanti, è quello originario? Allora, tutte le città che sono state, che facevano parte della Serenissima Repubblica di San Marco, se avevano le porte d'ingresso alla città, e se ne vedono tantissime, usavano specialmente in affresco presentare dei leoni marciani o anche leoni marciani marmorei o lapidei. Per quanto riguarda il leone che vediamo adesso, non è quello originale, perché intanto la torre originaria del 1300 è stata completamente riedificata nel 1530. Abbiamo i documenti a tal riguardo. Ed essendo riedificata, sicuramente già a quei tempi, nel sito dove si trova l'attuale leone, hanno inserito in affresco un leone marciano, direi anche bello. Lo possiamo, questo leone, vedere anche in foto della fine del 1800, in cui si vede proprio, si distingue bene questo affresco. Questo leone è stato posto invece fine 800, direi primi 900, nel corso di uno dei tanti restauri, ma non è ovviamente un leone nemmeno giusto, perché è un leone rivoltato. Tutte le figure araldiche devono essere poste alla loro destra, invece questo oltretutto è un leone a sinistra, e in più anche come forma è un leone molto più piccolo rispetto alle dimensioni del quadrato in cui doveva essere ospitato. Qual è il nome esatto di questa torre? Allora, il nome esatto di questa torre, come ho già ricordato prima, nominando lo storico e reporter di guerra Daniele Chinazzo nel 1300, è Torre di Santa Maria. Purtroppo è successo che nella seconda metà dell'Ottocento, primi 900, tutte le città erano governate generalmente da giunte liberali e purtroppo anche massoniche, dissidi forti con la Chiesa, e la torre è diventata Torre Garibaldi, che non ha nulla in comune con le tradizioni, la civiltà e la storia di Chioggia. Quindi è diventato questo nome, ma il nome originario anche nei proverbi, da Vigo a Santa Maria, ecco, proverbi, è solo e soltanto quello di Santa Maria. Purtroppo altre incongruenze sono sorte in questo periodo. Basti citare, pensi, la Calle Felice Cavallotti, che non ha nulla a che fare con Chioggia, che originariamente era Calle Palazzo, perché posta di fronte al Palazzo Civico. Oppure la Calle Cesare Battisti, capisco, una via nuova, ma Calle antichissima, che era Calle Madonna, in rispetto e devozione a Maria venerata a Chioggia, sotto il titolo di Madonna della Navicella, che è apparsa il 24 giugno 1508.
Esistono dei dipinti antichi all'interno di questa torre? Allora, esisteva un dipinto pregevole, non di altissima scuola, però interessante anche sotto l'aspetto devozionale, all'interno, che raffigurava l'apparizione della Madonna della Navicella nel lido di Sottomarina, come ho ricordato prima, il 24 a dire la verità, la sera del 24 giugno 1508. Allora, quel dipinto serviva ai pellegrini che a piedi e ai devoti si portavano al santuario della Navicella, perché da questo posto iniziavano la recita del Santo Rosario. Da ricordare che ogni mese c'era un pellegrinaggio molto grosso, importante, da parte della confraternita dei Rossi, chiamata Confraternita della Santissima Trinità dell'omonima chiesa, che ogni mese per statuto a piedi si portavano processionalmente pregando al santuario della Navicella. Questo dipinto nel corso dell'ultimo precedente restauro è stato salvato e attualmente si trova al Museo San Francesco, Museo Civico, qui vicino, fuori le mura. Nel contempo l'artista chioggiotto di arte popolare Renzo Lombardo Poci ne ha regalato uno praticamente preciso, ovviamente dipinto adesso, però con la stessa immagine e le stesse raffigurazioni. La torre faceva parte di una cinta muraria? Allora, dalle foto dell'Ottocento, allora intanto è da dire che nel 1500 c'erano stati dei progetti, specialmente del Duca della Rovere, per cingere di mura la città, però subito si sono accorti che non necessitava assolutamente creare le mura, perché Chioggia è già difesa completamente e circondata da canali, quindi il progetto è rimasto lettera morta. Esistevano invece dalla parte destra e sinistra della torre, e lo si vede bene nelle foto dell'Ottocento, due brecce di mura che arrivavano praticamente per un 50-60 metri da una parte e dall'altra, e dove che nel tempo erano costruite delle piccole abitazioni che poi in corso di uno dei vari restauri, ovviamente non c'entravano nulla, sono state rase al suolo. Bene, ci ha raccontato cose molto interessanti, la ringrazio tantissimo, è stato un piacere. Faccio complimenti a lei per le domande e anche a Chioggia Azzurra, all'amico Andrea e all'altro signore, al reporter Michele Boscalato, che non conoscevo. Grazie e buona giornata.